1974 della slitta, ma non è finita. Si considerano 6 cm di taglie posteriori e 5 cm di taglie anteriori. Quindi non è sicuramente il 110 metri, ma Si fa dura qua la gara questa sera, è veramente uno spettacolo incredibile. Davvero impressionante, la pelle d'oca, la voce del motore dello Starlight Express, tremendo, l'urlo oserei dire. Vedi, motorport! Come ispiro dalla slitta? no, E fa rumore capire. Adesso figo questa slitta! Figurati se fai con la slitta! pensa 174 quintali più 88. Adesso mica buffare, Figurati te! Se mi si rompe, come si chiama il Aurone! Allora nella slitta il tuo posto non si rompe, no, per cui la tirate. state verde, tipo da. Semplicemente via! Si è spento il Tornado 2 che vedremo poi sicuramente in onda con lo Starlight Express 3 e a questo punto io direi che non c'è due senza tre, quindi anche il forno Venite che riuscirà a fare così. 4 motori cluster, questo è quello che fa più casino di tutti. Quindi qui veramente tappate le orecchie ai bambini Il perché popolare è più forte quando parli. basta. Strada a fare i gesti, perché Prego, posso dare un applauso? Oh, gli signori nella 45. Nel frattempo sta passando Tornado 2, Gianluigi Baroncini. Lei che lo so che sei che... un'altra volta. Che è quella via? Dove andate? Dove andate? No, non avete capito? Ci sono anche le tre tirate, è come se non fosse successo niente in questa finalissima, o meglio, abbiamo visto uno spettacolo straordinario, ma il meglio, come dice Dio pure, deve ancora venire, perché a questo punto c'è il super pull-off, ovvero una super finale, sempre a 3, dove a questo punto Enrico il peso verrà ulteriormente caricato e verrà ulteriormente... Adesso il setup della slitta viene sensibilmente modificato. Allora, Diventa un up, cioè adesso sono una mano tirato.